Dalla Basilicata al Veneto sta attraversando l'Italia. L'eco di un'indagine che a Potenza vede la Corte dei Conti impegnata per ora a verificare se sia possibile attribuire un compenso a chi, nella specie il locale direttore generale dell'azienda ospedaliera, attualmente ricopre l'incarico ma risulta anche essere percettore di una prestazione pensionistica. La Guardia di Finanza sta conducendo l'indagine per verificare un, per ora sempre al momento ipotetico, danno erariale. In Veneto, infatti, più di un direttore generale si ritrova in questa posizione, avere quindi già richiesto il pensionamento, e la Regione ha già messo in movimento il suo ufficio legale, mentre dalla Direzione della Sanità è già partita una ricognizione per verificare lo stato delle cose. Noi semplicemente appena abbiamo avuto conoscenza di questo caso, abbiamo avviato una ricognizione per avere dalle nostre aziende le informazioni dirette riguardante ciascun caso, e quando avremo le risposte che ci saranno inviate, penso settimana prossima, credo faremo una valutazione, o meglio faremo fare una valutazione giuridica per capire davvero qual è la situazione e per capire se ci sono elementi che interessino anche direttamente la Regione, quindi saremo conseguenti rispetto a questo che dovranno dirci le singole aziende. Quindi mi pare di capire che ci sono due elementi: le informazioni dei direttori e anche una valutazione legale aggiuntiva che farete voi. Sì, è noto la procedura. La Regione nomina il direttore generale con un iter che ha una precisa norma, quella l'abbiamo fatta nel pieno rispetto e da questo punto di vista siamo tranquilli. Poi il rapporto è intrattenuto dalle aziende, dalle singole aziende, noi abbiamo semplicemente chiesto che ci venga formalmente documentato qual è la situazione di ciascuna posizione, proprio per poter far fare, come ho detto, una precisa valutazione giuridica. La legge consente di assumere pensionati in ruoli apicali, ma a quanto pare non di retribuirli. Diversa la situazione se il pensionamento matura in corso di mandato. Una situazione che rischia però di rivoluzionare il volto di chi governa la sanità veneta. Sono 4 le posizioni da valutare: il DG di Treviso, Francesco Benazzi, quello di Venezia, Edgardo Contato, di Padova, Giuseppe Dalbene, e di Vicenza, Giusy Bonavina.